Beraio, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, veniamo da una sconfitta contro il Paris Saint-Germain ridicola, veramente ridicola, andatevelo a vedere perché praticamente il Paris vince con l'unico tiro in porta che ha fatto, noi non siamo stati cazzo di segnare e ci siamo beccati la prima sconfitta in Divisione 4. E adesso vedremo in quest'altra puntata che cosa succede. Se vi fa piacere lasciate sempre magari un like e iscrivetevi a questo cazzo di canale di me. E iscrivetevi al canale io, che questo è il miglior supporto che potete darmi. Giappone-Napoli. Giappone-Napoli. Vediamo di scaricare questa bomba sul Giappone. Scherzando io, black humor, mi raccomando. Black humor, mi raccomando. Vediamo il Giappone chi c'ha. Siamo sempre fuori casa. Pedri, Messi, Ansu Fati, i soliti fenomeni. I nostri ragazzi stanno tutti quasi bene. In realtà non è vero, c'è Lobo male. Mario Rui non gioca e faccio giocare Elmas. Però mettiamo Mediano Anghissà e anche Lozano lo mettiamo in panca, anche se Politano sta di merda. E faccio giocare Raspadori esterno, ma seconda punta. Il resto è tutto ok, bene così. Io andiamo a vedere che cosa succede. Ci siamo, finalmente. Giappone-Napoli, seconda partita della Divisione 4. Non l'abbiamo cominciata alla grande. Vediamo se la situazione cambia. Si parte. Attenzione. Proviamo a pressare alto. Attenzione, il Giappone riesce ad andare contro pene, ma Di Lorenzo, poi Elmas. Raspadori l'appoggia per Di Lorenzo che corre, si ferma Di Lorenzo, Raspadori niente da fare, attenzione, devi chiudere Anghissà, da una mano Anghissà perché è fuori posizione Di Lorenzo, Rachmani legge alla grande, poi Zielinski apre incredibilmente per Olivera, grandissimo Olivera che adesso appoggia per Elmas, vede Osimhen che si gira, la dà Raspadori, attenzione Raspadori a giro, la parata di Maignan. Abbiamo cominciato con un tiro in porta, Ostigard svetta, palla per Olivera, dentro per Zielo, palla troppo leggibile. Zielinski prova a dare una mano in difesa, c'è anche Anghissà, Ostigard è scalato e ferma Messi alla grande. Palla per Kvaratskhelia, attenzione Elmas si ferma, fa bene, appoggia per Anghissà che allarga per Giannino Di Lorenzo, la dà Elmas di nuovo a Di Lorenzo, attenzione scende Giannino, palla ancora per Elmas che adesso la dà a Raspadori, dribbling di Raspadori con tunnel annesso, poi tacco per Di Lorenzo, fallo laterale, forse poteva anche crossare lì, Di Lorenzo, palla per Elmas, troppo leggibile, troppo telefonata, mi piace dire dei cronisti. Attenzione, Rachmani prova a chiudere, ce la fa, attenzione, ripartiamo, Zielo, Elmas, ancora palla per Zielinski. Queste transizioni si facendo un po' troppo macchinoso, attenzione Olivera, ferma alla grande qui e poi prova a ripartire con Elmas che allarga per Raspadori, che dribbla Raspadori, cambia tutto verso qui c'è Kvaratskhelia che stoppa a seguire, poi vede dentro Zielinski, ha provato una gran palla Kvaratskhelia e per un niente non è arrivata. Elmas per Anghissà che però si fa anticipare, attenzione, grandissimo anticipo di Rachmani ancora, Zielinski appoggia per Olivera, dentro per Zielo, Elmas, Anghissà allarga verso Raspadori per Elmas, appoggia per Di Lorenzo, attenzione Di Lorenzo, cross di Di Lorenzo, la palla arriva alla fine a Kvaratskhelia, si ferma Kvara, attenzione, prova a inventare qualcosa Kvaratskhelia, Anghissà prova ad andare dentro, niente da fare, Rachmani ancora lo ferma ma poi perde palla, ma Ostigard risolve tutto, attenzione Raspadori, troppo lento Raspa qui, Di Lorenzo prova a recuperare e lo aiuta Elmas alla grande, no Elmas è che non si è andato a Raspadori direttamente,
Insieme a Rachmani ancora niente da fare, Elmas prova a recuperare insieme anche lui, non si capisce un cazzo, alla fine arriva fino in porta, un altro manzofato, ma Di Lorenzo recupera palla e la dà a Raspadori che cambia tutto dall'altro lato verso Kvaratskhelia. Kvaratskhelia prova a inventare ancora Kvaratskhelia si ferma, prova a ragionare. Palla per Anghissà, che cazzo fai Anghissà? L'avevo fatto più forte quel cazzo di passaggio, dai però. No, sto gioco a volte è veramente assurdo. Recupera palla Anghissà. Zielinski. Mo l'ha fatto lungo, mo Cassoroto. Questo è un passaggio quantomeno discutibile. E passa. Sticato prova a fermare Messi, non ci riesce, torna anche Zielo, c'è Anghissà e poi Rachmani perfeziona il recupero, poi Osimhen, perdono palla a centrocampo, brutta palla persa. Attenzione Ansu Fati, Di Lorenzo, ferma Ansu Fati in aria, mamma mia ragazzi, brivido. Elmas prova ad andare da Osimhen, palla ancora sporcata e persa. Niente da fare. Attenzione Elmas, proviamo a recuperarla con Rachmani, palla e torna ancora a Raspadori che prova a cambiare per l'ennesima volta verso Kvaratskhelia, prova di beccare subito Osimhen, niente da fare ragazzi, non stiamo giocando proprio benissimo e qui prendiamo anche l'imbucata da Ansu Fati che la mette dentro, ovviamente. Abbiamo preso anche a fine primo tempo, bruttissimo. Raspadori, attenzione, Di Lorenzo, Anghissà, Raspadori, mamma mia io. Ma porca puttana, io quando cominciano questi periodi, fine primo tempo. È il momento di un po' di ristoro. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Ma stiamo giocando bene, non proprio una bellissima partita fino ad ora. Abbiamo preso un gol del cazzo, vabbè. Anghissà, Zielinski, Anghissà, Osimhen, palla per Kvaratskhelia. Kvaratskhelia prova ad andare dentro, ma non ci ha creduto veramente nessuno lì. Attenzione Olivera, prova a chiudere su Messi, ci riesce. Poi la ad Osimhen che prova ad allargare, ma anticipato incredibilmente dal difensore. Attenzione. Stanno tenendo bene il pallone, un altro passaggio riuscito. Olivera prova a chiudere ancora su Messi, Kimmich, Anghissà, chiude tutto. Figurati. Passava proprio di lì Kimmich, ovviamente. Fuori gioco di Lewandowski. Proviamo a buttarci un po' all'attacco, intanto Meret va direttamente da Osimhen che prova ad appoggiare, ma appoggia verso un avversario. Mamma mia, meno male che Rachmani ha chiuso, che cazzo c'è la Rachmani però vabbè. Attenzione, recuperiamo palla con Elmas, attenzione Elmas se ne va, Elmas che prova ad andare in profondità verso Kvaratskhelia, ovviamente non arriva in porto la palla, Anghissà prova ad andare da Kvaratskhelia, ancora Kvaratskhelia, incredibile, ma è una gioia, Di Lore, Meret lungo, c'è Anghissà che prova a svettare, niente da fare, Zielinski ovviamente, prendiamo l'imbucata, c'è Messi, Meret blocca, lancio di Meret, niente da fare, Osimhen viene anticipato per l'ennesima volta, Ostigard ancora incredibile, poi Osimhen prova ad andare da Kvaratskhelia ma anticipato Osimhen, incredibile ragazzi. È stato anticipato praticamente sempre. Rachmani, mamma mia, calcio d'angolo puro. Va Kimmich dalla bandierina, attenzione. Di Lorenzo prova a mangiarsi l'avversario, se ne va Giannino Di Lorenzo,
Di Lorenzo, come al solito, riescono a fermarsi sempre al momento giusto, quando io non so più che cazzo fare nella vita e chiaramente sbaglio la ripartenza. Olivera, palla per Kvaratskhelia che prova a cambiare dall'altro lato verso Giacomino Raspadori, dribbling di Raspadori, fermato, fallo ovviamente. Beh, qui gli è andata bene, poteva essere punito con il cartellino. Vediamo cosa possiamo fare. Gaetano, Zerbi, non posso fare granché. Non posso fare granché io. Però posso mettere Gaetano, metto, però... No, io resto così, dai. Resto così, non posso fare molto. E sbilanciarmi al 4-2-4 non lo voglio fare. Anghissà, Raspadori, Anghissà, attenzione, Zielinski, Olivera allarga da qui, c'è Kvaratskhelia, prova il dribbling, Kvaratskhelia, attenzione, Zielinski, palla per Olivera, crea l'incredibile, spettacolo, Mattias Olivera di destro all'incrocio dei pali, grandissimo pareggio di Olivera, pazzesco gol di Olivera, pazzesco gol di Olivera, mamma mia ragazzi, pazzesco gol di Olivera, 1-1, giusto così. Adesso proviamo addirittura a provare a vincerla col fattore psicologico. Anghissà, Zielinski, attenzione Zielinski, Zielo, palla per Elmas, attenzione Elmas, prova a scendere Elmas, si ferma Elmas, dribbling di Elmas, vede dentro Kvaratskhelia, palla purtroppo non arriva bene, attenzione Olivera, dopo il gran gol prova a difendere, Olivera ancora, incredibile, Elmas, palla per Zielinski, dentro per Olivera, attenzione Osimhen, ostia, Zielinski allarga verso Kvara, Kvaratskhelia, attenzione Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, dentro per Elmas, che si gira Elmas, il cross, Osimhen, no, che ha fatto? Perché? Attenzione Raccamani, prova a recuperare Raccamani, recupera palla per Anghissà che la dà a Zielinski, Osimhen prova ad andare da Kvaratskhelia che ha un po' di spazio, attenzione si ferma Kvaratskhelia, appoggia per Olivera, attenzione Olivera, cross di Olivera, niente da fare, non arriva Zielo a colpire, peccato. Attenzione Dybala in campo aperto, di Meret, poi Raccamani ovviamente, abbiamo perso palla. Chissà, Ostigaard in chiusura, e poi Raccamani, fallo, sapevo, ma che falle, L'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Attenzione Dybala! Ovviamente. Un colpo di genio. Ci ricorderemo questo gol a lungo. Ha preparato il pallone con cura, voleva metterlo proprio lì ed è riuscito nel suo intento. Ovviamente. Facendolo quasi sembrare semplice. Può essere il gol determinante. Adesso ovviamente devono gestire la situazione. Zielinski, proviamo a pareggiarla per la seconda volta. Kvaratskhelia, cross di Kvaratskhelia, anticipati tutti. La palla finisce proprio tra i piedi loro. Ostica. Ancora Olivera, dentro per Zielinski, prova ad andare da Elmas. Holland provano a partire in velocità, allarga il gioco con palloni a sinistra, prova a darla profonda nello spazio. Mbappé, palla dentro di Mbappé, cerca la profondità, finisce così.
Non c'è più tempo, non dimenticheremo presto lo spettacolo di questa gara perché è stata una bella partita con 1000 capovolgimenti. Siamo con 2 Entrambe le sconfitte squadre di potevano fila, io vincere. molto molto male. Troppo una magia di Dybala ci condanna alla seconda sconfitta di fila.